Oggi che vengono i morti, a me mi viene il mio pensiero che oggi proprio a chi non posso più rivedere e a chi ho voluto e voglio bene e a chi mi protegge di lassù e a chi mi viene in mente quando guardo il cielo. Il mio pensiero oggi va a chi a me ha lasciato qualche cosa che niente e nessuno potrà mai cancellare. Matteo, portami l'accendino! Io mi chiamo Torrente Anna, sono sposata da 60 anni con mio marito che è qui presente, ho 2 figli e poi ho tanti nipoti. Da ora che siamo qua vi faccio vedere come si prepara questa frutta martorana, così voi ve la imparate e poi la fate voi. Per fare la frutta martorana ci vuole primo 150 di acqua, poi si ci mette lo zucchero, poi si ci mette qua lo sciroppo di frutta, poi si ci mettono un poco di gocce di cannella, 2 chiodi di garofano, una vaniglia e l'essenza di mandorla amara. E comincia a metterlo nel fuoco. E si stemperà tutta bene, prima sciogliersi. E la farina di mandorla se gliela mettere. La posso pigliare se... L'impasto è pronto, perciò ora la scendiamo, la mettiamo in una carne portata e mettiamo a frittare un poco. Mettiamo un poco che si raffredda e poi si lavora con le mani. Aspetta. No, quello non la metto. È troppo cauda, perciò non la posso travagliare. Se prima lo raffreddo un poco, non la posso travagliare. Queste sono le forme che si fanno alla frutta martorana. Intanto cominciamo con il pero. La sera dei morti si diceva ai bambini: andate a letto e non guardate perché vengono i morti e vi mettono la caccia negli occhi se guardate. Così i bambini andavano subito a letto a dormire e non si dovevano guardare, mentre poi i genitori si alzavano e mettevano la frutta martorana, a chi mettevano un dolce, caramelle, insomma un po' di tutto. Io che come ero cattiva, mi hanno messo tutti la cacca dei capelli. Perciò io, contenta, andare a prendere la frutta martorata alla mattina, invece ho trovato il piatto pieno della cacca dei pecore, insomma, ma è questo. E poi dopo ho trovato però la frutta martorata. A tempi antichi la faceva mia sorella però, e mi ricordo che io ero bambina e la faceva e c'era un'altra persona pure che era di fuori, che abitava una Favignana e che poi questa si è fatto pure suora, però io me la ricordo proprio un poco così, che dice perché ero piccola. E insomma, perciò abbiamo cresciuto sempre per fare queste frutta martorata, sia mia sorella e poi ho preso mano io. Dobbiamo andare a colorarla ora. Già questa è pronta e ora si colora con i colori che ci sono, ora vediamo. Ecco qua, la frutta martorana è pronta, ragazzi.
Mi è venuta veramente speciale. Perfetto. Io, Ok.